siamo a una mera riconsiderazione di un elemento già quantomeno implicitamente valutato. Cosa significa implicitamente? Non lo so, cioè questo implicitamente io penso che nessuno l'abbia valutato, né per implicito né per esplicito. Cioè non c'è nessun riferimento sostanzialmente al muscolo psoas. Leggendo le sentenze uno se ne può rendere conto. Sì. Ma addirittura in questo caso, non sarebbe necessario, ma in questo caso non ne parla neanche il consulente del pubblico ministero, non si argomenta, non neanche Torre. Diciamo che è un elemento veramente del tutto nuovo, cioè addirittura sopravvenuto, perché è un discorso, è un dato che è già stato analizzato e quindi lì occorrono delle nuove tecniche, no? Ma in questo caso il dato muscolo psoas non venne analizzato, quindi costituisce a tutti gli effetti. Il secondo è una nuova prova. Il secondo aspetto, torniamo sempre là, non si può dire che non c'era la lesione. Se un professore universitario, il massimo esperto in materia, ti dice in virtù di dati scientifici che in realtà quella lesione c'è stata per tutta una serie di considerazioni di carattere scientifico, tu prima di dire non c'è stata la lesione dovrai assumere la prova, altrimenti non si può apoditticamente affermare un qualcosa che da un punto di vista scientifico risulta. Ecco, ricordiamolo, questo è determinante perché in quelle condizioni, con quella lesione, la signora Cherubini non avrebbe potuto fare le scale, quindi sicuramente sarebbe stata colpita a casa sua. E allora l'unica valutazione, torniamo sempre lì, che avrebbe dovuto compiere in questo caso il giudice sarebbe stata, per esempio, il solo muscolo psoas, di concerto con le vecchie prove, di concerto con la perdita di coscienza, di concerto con il taglio della lingua. Sarebbe stato in grado, seppur in astratto, laddove accertato dalla Corte d'Appello, di ribaltare la sentenza di condanna? Assolutamente sì, perché noi possiamo dire che questo era un argomento dirimente che va al di là di tutte le altre prove, no? Cioè che costituisce una prova d'alibi per Olindo Romano e Rosa Bazzi, perché dimostrerebbe che la signora Cherubini venne attinta da tutti quei colpi in casa sua, allorquando i soccorritori già erano all'interno della palazzina, e che quindi questo esclude e rende incompatibile Olindo e Rosa con la strage, perché sarebbero stati visti da tutti, ecco. E invece nessuno li vide, e allora lì si apre un altro capitolo. Ma già questo di per sé sostanzialmente andrebbe a inficiare e a scardinare, a mettere in discussione, quantomeno sotto il profilo del dubbio ragionevole, quantomeno, cioè la sentenza di condanna. Punto 6, è stato molto chiaro, avvocato. Punto 6, l'analisi delle tracce di sangue, la cosiddetta Blood Pattern Analysis, BPA, fatta dalla dottoressa Bruzzone, cioè io analizzo come si sono distribuite nello spazio le macchie di sangue. E questo è fondamentale nel caso proprio dell'appartamento della signora Cherubini. La sentenza dice anche che all'interno della mansarda della signora Cherubini, ribadendo ciò che era stato detto in primo grado, in secondo, eccetera, che nonostante fosse stata inondata, non fosse stata inondata di acqua per spegnere l'incendio come le altre parti dello stabile, lì non c'erano segni di colluttazione, di tracce del passaggio di estranei. Questa mi sembra una cosa un po' azzardata, perché lì invece abbiamo proprio tracce di estranei, e chiunque analizzi il filmato degli stessi RIS dice qua altro che passaggio di colluttazione, qua era una scena devastante quella dell'appartamento della mansarda, no? Quindi transeat su questo. Però che ne dice del fatto che la consulenza della dottoressa Bruzzone non introduce nuovi elementi di fatto? Sic et simpliciter, dice la Corte d'Appello di Brescia. Non ci sono nuovi elementi di fatto. Qui abbiamo tutta una pluralità, un insieme di elementi univoci, concordanti, che vanno verso una determinata direzione. Quindi o si eliminano dicendo ma questa non è una prova nuova, e in questo caso dicendo ma non può, la comparazione dei vari elementi deve essere unitaria nel complesso e si deve sempre arrestare alla potenzialità in astratto. Qui abbiamo una consulenza, un'attività che non venne espletata nei gradi di giudizio che portarono poi alla condanna, quindi è del tutto un'attività del tutto nuova, e attesta che la presenza in casa della povera signora Cherubini e Frigerio
di tracce di sangue da schizzo. Quindi ciò significa che la signora Cherubini venne colpita in casa sua. È chiaro che riconoscere o accertare questo aspetto mette in discussione la sentenza naturalmente di condanna, la mette in discussione, perché per poter affermare che Rosolindo sono colpevoli significa che dover accettare quello che per la scienza è impossibile, ovvero che la signora Cherubini venne attinta da tutti i colpi giù, gli 8 colpi al cranio che cagionarono la perdita di coscienza, il colpo alla gola che trafisse la lingua con la lesione del muscolo psoas. Nonostante questo riuscì a salire le scale perdendo solo 12 gocce di sangue, arrivò a casa sua dove perse lì tutto il sangue, riuscì a gridare aiuto, aiuto, dove poi a casa sua venne ritrovata morta. Questo è scientificamente impossibile. Se fosse invece la ricostruzione della dinamica dell'aggressione della signora Cherubini, quella che è descritta dalle prove scientifiche, quella che insomma è scientificamente compatibile, ma anche logicamente compatibile, oserei dire, perché io addirittura lascerei fuori la scienza, perché è veramente incredibile affermare che tutto questo possa essere avvenuto in natura, insomma. E allora è chiaro che questo aspetto andrebbe a sua volta a ribaltare la sentenza di condanna. Quindi tutte le 4 prove che vanno a impattare sulla dinamica della ricostruzione, della dinamica della morte della signora Cherubini sono diciamo importanti sia singolarmente sia valutate nell'insieme, come si sarebbe voluto fare nell'insieme, al di là se c'è o meno tanto poco disordine in casa Cherubini, che tra l'altro il disordine c'è, ma noi abbiamo posto diciamo determinati argomenti supportati da prove di carattere tecnico. E certo che non è che si può rispondere a determinate obiezioni dicendo ma doveva esserci più disordine. Cioè, già significa che doveva esserci più disordine, che un minimo di disordine c'è, ma in ogni caso sono altre le problematiche che sostanzialmente noi avevamo sollevato, insomma, e a quelle dovevano essere associate delle risposte, ma delle risposte che avrebbe dovuto fornire la Corte d'Appello una volta, sempre lì torniamo, accertati quei fatti, oppure sconfessati i fatti sostanzialmente indicati negli elementi di prova che avremmo voluto che venissero acquisiti e poi valutati. No? Punto 6. La consulenza sul quadro psicopatologico rilevato in Olindo Romano e Rosa Bazzi in rapporto alle false confessioni. Le cito anche qui un passaggio. Sì. Della sentenza, siamo a pagina 69. Gli elementi che voi avete portato, che i vostri consulenti hanno portato a sostegno della falsità delle confessioni, coincidono in massima parte con quelli già spesi nei precedenti gradi di giudizio per corroborare la tesi del carattere indotto di queste confessioni, poi ritrattate, puntualmente già confutati nelle sentenze di primo e secondo grado e in Cassazione. Sostanzialmente oggi vengono riproposti, questa è l'accusa, tra virgolette, che vi fa la Corte, come consulenza per conferire loro un apparente carattere di novità. No comment mio, ma commento suo, avvocato Schietti. Allora, innanzitutto, cioè, visto che abbiamo poc'anzi riferito in ordine alla morte della povera signora Cherubini e alla dinamica dell'aggressione che ha subito, è ovvio che per quanto riguarda la confessione non solo rende incompatibile fornisce una prova d'alibi, le prove che vanno a impattare sulla dinamica della morte della signora Cherubini, fornisce una prova d'alibi per i coniugi, per Olindo e Rosa, rendendoli incompatibili con la strage, ma anche la ricostruzione, quindi effettuata dai coniugi quando confessarono di questa aggressione, risulterebbe completamente errata.
Quindi laddove avessero raccolto le prove nuove avrebbero potuto apprezzare ed eventualmente valutare, cosa che non è stata fatta, questo importante aspetto che andava a impattare anche sulla confessione. Ma non solo, diciamo che i nostri consulenti hanno avuto modo di analizzare la psiche di Olindo e di Rosa, oltre che diciamo le confessioni, e non solo quello, hanno analizzato tutta una serie di intercettazioni ambientali che il giudice della condanna, quindi sia in macchina sia in auto, che il giudice della condanna non aveva potuto valutare, quindi a tutti gli effetti una prova nuova, perché non erano state acquisite. Quindi a tutti gli effetti una prova nuova. E sulla scorta di questo hanno concluso dicendo che le loro sono delle false confessioni acquiescenti. Ora certo, se uno estrapola l'intero materiale e dice questa non è una prova nuova, questa però è prova nuova ma non impatta, e non valuta nell'insieme, è chiaro che noi alcuni argomenti, è ovvio, questa è un'ovvietà, cioè hanno avuto una difesa nel giudizio di merito e quindi è chiaro che alcuni argomenti sono stati portati avanti, perché non è la prima volta che noi sosteniamo che le confessioni sono ricche di errori, non è la prima volta che sosteniamo che il signor Friggeri indicò un soggetto sconosciuto, non è la prima volta. Un discorso però è l'argomento che è stato superato dalle sentenze, altrimenti non ci sarebbe stata una condanna all'ergastolo, no? Dalle sentenze di merito, e altro sono le prove nuove che su quell'argomento vanno in un certo senso verso una direzione opposta rispetto al contenuto della sentenza di condanna. Cioè la sentenza, abbiamo fatto l'esempio di Frigerio, dice che le sue condizioni migliorarono, e in questo caso la prova nuova che attesta che peggiorarono. Per renderlo attendibile dice che migliorarono. La prova nuova dice che il ricordo più accurato di Frigerio, e quando stava meglio ovviamente, indicava un soggetto sconosciuto, così come dice che non si può passare da un volto di un soggetto sconosciuto a un volto familiare come era quello di Olindo Romano. E allora nell'insieme è chiaro che anche questo ha un impatto. Io posso confessare quello che voglio, no? Ma se era a New York e un omicidio era accaduto a Milano, quel giorno dell'omicidio, se sostanzialmente c'è un testimone che non mi ha visto, ha visto un altro soggetto, è chiaro che ci sarà un grosso problema. Uno dovrebbe eventualmente quantomeno valutare se quella confessione che ho reso è compatibile con gli altri elementi di prova, e se non lo è, allora prendere atto che è una falsa confessione. Poi, detto questo, il motivo per il quale i due si determinarono a confessare, noi l'abbiamo spiegato, lo spiegano i nostri esperti, avrebbero voluto spiegarlo anche oralmente davanti alla Corte d'Appello, ma questo evidentemente non è stato consentito. Rosa e Olindo subirono delle pressioni, e questo anche le sentenze lo riconoscono. Ma mentre all'epoca si disse non furono tali però da coartare la loro volontà, oggi noi abbiamo un elemento nuovo, rappresentato da queste perizie che i consulenti sono riusciti a fare, come se non ci fossero. Quindi la pressione, un essere normale magari anche se subisce delle pressioni, non è detto, anche se ci sono molti casi purtroppo dove si giunge a una confessione, no? Senza botte, soltanto con delle pressioni di carattere psicologico. Non sarebbe la prima volta. Prendiamo il caso non lo so, di Misseri. Allo Stato, diciamo, per la nostra giustizia, Misseri senza alcun tipo di pressione fisica, diciamo così, avrebbe confessato di avere compiuto un crimine che altri avrebbero commesso, no? E lì non è stato creduto. Ora non voglio entrare nel merito se è giusto o sbagliato, però questo è. Ci sono tanti casi diciamo nella storia giudiziaria di false confessioni, i motivi possono essere svariati. Qui noi abbiamo un ulteriore elemento insieme a tutti gli altri che va a testa che Rosa ha quello che una volta si chiamava ritardo mentale. Ritardo mentale tende a secondare tutto, no? Rosa non riesce, diciamo,
a raccontare una storia di senso compiuto, ma basta ascoltare attentamente la sua confessione, è ricca di confabulazioni, di notizie, di dati assolutamente non veri, ma non veri non perché lo dice l'avvocato Schembri, perché laddove uno cercasse di riscontrarli, un riscontro non ne esce. E quella di Olindo Romano è ricca di errori, è ricchissima, noi ne abbiamo contati 243 e non è che si confuta il merito in questo caso. Dice, ma perché ci sono 243 errori? Si dice che ci sarebbero 5 dettagli che abbiamo anche sconfessato, che solo l'assassino avrebbe potuto conoscere. Bene, per esempio le sentenze di condanne non hanno valutato che ai due sono stati mostrati le foto, che sono state lette le confessioni dell'uno all'altro, ma soprattutto non valutò lo stato mentale, la circonvenibilità, come la chiamano i nostri consulenti, dei due coniugi, no? Il loro assetto mentale, la creduloneria, diciamo, di Olindo, che addirittura pensava, che non è una leggenda metropolitana, che con la confessione o la moglie dapprima sarebbe andata a casa o in ogni caso avrebbero avuto diritto ad avere una cella matrimoniale e uno sconto, o meglio sconto di pena, una divisione di pena in due. E allora all'epoca nessuno, noi abbiamo fatto presente, che dice ma hanno ritrattato dopo 6 mesi. Ma in questi 6 mesi perché qualcheduno non disse Olindo e Rosa che celle matrimoniali, anche se uno confessa, non ce ne sono, non si va negli ospedali psichiatrici insieme, non si divide la pena in due, eppure queste, diciamo, convinzioni stravaganti di Olindo e anche di Rosa ancora di più, diciamo nessuno le aveva scandagliate. Ecco, oggi noi sappiamo il motivo per il quale Olindo e Rosa si determinarono a confessare. Del resto ci sono delle intercettazioni ambientali dove i due coniugi spiegano il motivo, che non vennero mai analizzate. Chiaro. Settimo punto. Qui la Corte dice effettivamente siamo davanti a una prova nuova. E che cos'è? È la consulenza sui consumi di energia elettrica all'interno dell'abitazione della strage, prima della strage, ma anche nei giorni precedenti. Però io qui non ho capito una cosa e chiedo il suo aiuto, avvocato Schembri, perché la Corte dice, argomenta così. La prova è oggettivamente nuova, cioè in sostanza il perito, l'ingegner Rabitti, ha verificato che c'erano consumi di energia tali da far ipotizzare molto fondatamente che lì dentro ci fossero delle persone, come esattamente hanno testimoniato per il giorno della strage anche i vicini di casa del piano di sotto, la coppia di coniugi siriani che dice noi abbiamo sentito rumori in casa lì fin da ben prima della strage, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, prima delle ore 20. Allora, l'ingegner Rabitti in sostanza dice la stessa cosa, sostanzialmente lì probabilmente c'erano persone perché c'erano picchi di consumo tali da far ipotizzare l'utilizzo di determinati elettrodomestici. Allora la Corte dice la prova è nuova oggettivamente perché i tabulati non sono mai stati oggetto di consulenza nei precedenti gradi di giudizio, al di là delle relazioni dell'Enel sulle cause di distacco della corrente alle ore 17:45, che Romano si è attribuito, eccetera, eccetera. Però questa diciamo, consulenza parte dal presupposto che nell'abitazione non ci fossero altre apparecchiature oltre a quelle prese in esame dal consulente sulla scorta delle fotografie fatte in sede di rilievo. E nonostante i tabulati mostrino analoghi consumi nei medesimi orari anche nei giorni feriali precedenti a quello della strage, che dunque non si differenzia dagli altri. Il quadro dei contatori poi era protetto da un blocco rimuovibile con una chiave che possedevano solo i condomini e quindi potevano possederla soltanto Olindo e Rosa. Però io non ho capito questo ragionamento. Allora, questa prova è nuova, però non dice niente di più perché anche nei giorni precedenti c'erano consumi anomali, quindi vuol dire che c'era gente in casa. Però mi scusi, avvocato, questo cosa c'entra? Cioè se io il giorno della strage ho della gente in casa, come mi hanno detto dei testimoni, questo cambia molto la dinamica di quel giorno. Beh, non è che mi debbano importare i giorni precedenti. Se anche nei giorni precedenti c'era gente in casa, va bene, ok. Benissimo, certo. Rafforza il fatto che c'erano anche il giorno della strage, magari. Infatti quello che... Quindi io non mi sfugge qualcosa qua del ragionamento che fa la Corte per dire non vale niente. Questa prova non vale niente. Oppure questo elemento non è degno di nota. Sinceramente sfugge anche a me, ma in ogni caso si sarebbe dovuto procedere così come abbiamo detto per le altre elementi di prova,
visto a maggior ragione, chiamiamo l'ingegnere Rabitti, lo facciamo nuova, parlare e gli contrapponiamo un vediamo perito, di che cosa si tratta, se così, e che cosa prova e che cosa non prova. Peraltro l'ingegnere Rabitti ha anche indicato che nei giorni precedenti c'erano stati dei consumi in casa quando Raffaella certamente era al lavoro, e questo attestava la presenza di individui a casa sua. Beh, io penso che sia addirittura rafforzativa questo aspetto, perché sono diciamo circostanze che non vennero assolutamente conosciute dal giudice della condanna. Nessuno sapeva che a casa sua nei giorni precedenti, così come nel giorno della strage e poco prima della strage, ci fosse eventualmente un individuo ad aspettarla. Ecco, quindi non penso che sia un dato del tutto neutro. E poi anche lì la considerazione finale che diciamo solo Olindo e Rosa avevano la chiave del contatore, beh, questo insomma non so da che cosa si ricava, perché innanzitutto diciamo i contatori erano accessibili dall'esterno, quindi tramite la chiave universale o addirittura aperti. Sul contatore non sono state trovate tracce di Olindo e Rosa di spegnimento. Non è un dato certo, ma soltanto dedotto il fatto che Olindo e Rosa avrebbero, perché non c'è prova diretta, spento la luce dal contatore esterno. Peraltro Rabitti dice ben altro, guardate che non è neppure certo che sia stata spenta innanzitutto dal contatore esterno, perché può essere per altro motivo che è andata via la luce, ma dice pure che c'era il contatore interno sia all'interno di casa di Raffaella, sia sostanzialmente all'interno della palazzina, da dove uno avrebbe potuto con tutta tranquillità spegnere la luce. Quindi, voglio dire, questo dice Rabitti, quindi pone delle problematiche che non sono state per nulla affrontate alla Corte d'Appello, che ha deviato sul contatore esterno senza tuttavia affrontare quelle che sono, diciamo, le problematiche che a tutt'oggi restano. Altro punto, e qui torniamo a rivelazioni che sono state fatte sia in sede di una trasmissione televisiva, sia raccolte anche da voi, mi sembra. Sì. No? A un certo punto la sentenza si occupa di quelle che chiama le presunte rivelazioni di un ex maresciallo dei Carabinieri di Como, Giovanni Tartaglia, che sono quanto di più generico possa esistere, sprovviste di qualsivoglia elemento di riscontro, scrive la Corte. No? Sì. Il fatto che l'ex maresciallo Tartaglia racconti di avere appreso da un poliziotto svizzero, di cui non intende fare il nome, scrive la Corte d'Appello di Brescia, che il pubblico ministero di Como, Mariano Fadda, era socio di una società di investigazione svizzera con tale Luca Ganzetti, collegato anche alla società Waylog, che è la società che si era occupata dell'assemblaggio e della trascrizione delle intercettazioni e che quindi non avrebbe avuto problemi a far sparire conversazioni su richiesta di Fadda, che con altri magistrati collusi imponeva di appaltare tutte le indagini tecniche alla Waylog. Chi l'avrebbe detto questa serie di cose? Chi avrebbe detto queste cose? Da dove si ricavano queste asserzioni circa il ruolo del dottor Fadda? Testé defunto, tra l'altro. Ma c'è un'intervista televisiva dell'ex carabiniere dove asserisce queste cose qui. Io non so se sono, diciamo, delle notizie fondate o meno. A noi interessava sentire il carabiniere in ordine alle intercettazioni e le sue affermazioni relative al fatto che vennero fatte per esempio delle pressioni per fare confessare i coniugi Romano. Fatto sta, per esempio, del poliziotto svizzero, non vuole fare il nome, avessero magari la Corte d'Appello sentito, va a vedere che magari quest'ex carabiniere, non lo so, avrebbe dovuto fare alla Corte d'Appello il nome del poliziotto svizzero. Detto questo, riscontrare o genericità riscontri le dichiarazioni del carabiniere in un senso o nell'altro, diciamo, anche in questo caso vale la stessa regola, cioè per valutare le dichiarazioni dell'ex carabiniere la Corte d'Appello l'avrebbe dovuto sentire e ciò non ha fatto, quindi non si comprende come si possa
affermare che non sono riscontrate le sue dichiarazioni, cioè questo esame, questa analisi, questa valutazione si fa dopo l'acquisizione. Sta di fatto che noi abbiamo nella gestione delle intercettazioni in questione mancanti anche in poi sta di fatto che noi abbiamo potuto constatare che il 60% delle intercettazioni ambientali e telefoniche, sia per quanto riguarda Frigerio sia tutti gli altri protagonisti e anche Rosalindo, sono mancanti, e siamo giunti, diciamo, a dare questo dato per certo soltanto a distanza di tantissimi anni, perché prima si diceva che i difensori, diciamo, delle cose non esatte, che le intercettazioni c'erano tutti, poi c'è stata un'ispezione del Ministero di Grazia e Giustizia e lì si è dovuto dire che effettivamente mancano. E sono mancanti anche in momenti chiave, per esempio quando il signor Frigerio cambierebbe opinione. Certo, quando cambia versione, anche quando riceve una visita il giorno prima dell'arrivo dei pubblici ministeri, il 25 dicembre da parte dei carabinieri, manca in quel giorno quei 45 minuti di colloquio, e noi poi apprendiamo che il giorno dopo saranno gli stessi pubblici ministeri a dire: guardi signor Frigerio, noi non vogliamo spaventarla come hanno fatto i carabinieri. Sta di fatto che queste intercettazioni mancanti sono state gestite da una società che per una rilevante quota, mi sembra il 40% a un certo punto, era in mano a una società anonima svizzera, cioè non sappiamo di chi fosse. E questo... Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sembra il 40% a un certo punto, era in mano a una società anonima svizzera, cioè non sappiamo di chi fosse. E questo è stato censurato anche dall'autorità anticorruzione in Italia, questo tipo di situazione. Meritava un minimo di approfondimento il fatto che una società in larga parte riconducibile a soggetti anonimi potesse gestire intercettazioni per di più mancanti in fasi cruciali dell'inchiesta. No, quantomeno meritava una considerazione in questa sentenza, no? Quantomeno questo, dice, si dà atto, cioè noi dalla prova documentale emerge proprio questo, che questa società, la Waylog, era posseduta da una società svizzera, insomma, no? Ecco, sempre... fiduciaria svizzera, quindi coperta, quindi allo Stato si disconosce chi fossero i soci, che potrebbero essere tutti, magari, oltretutto per compiti così delicati quali sono le intercettazioni ambientali. Vabbè, e se questo non interessa alla Corte... Non ha interessato. Così come, diciamo, sono state definite generiche le asserzioni di un altro possibile testimone, Abdi Kais, che era coinvolto nel traffico di droga che si svolgeva anche nella casa della strage, oltre che a Merone, dove era risiedente il fratello, diciamo, di Azuz Marzouk. Costui faceva parte del gruppo, sicuramente, di spacciatori, però la Corte dice che era residente, tra l'altro, nell'appartamento della strage di Raffaella Castagna, ma la residenza era fittizia, dice la Corte, e l'attività di spaccio si svolgeva e si gestiva a Merone esclusivamente. E non c'è riscontro di contrasti con altri gruppi di spacciatori, che è invece ciò che racconta lo stesso Abdi Kais, no? Dice, questo una volta l'abbiamo vista anche brutta, siamo arrivati all'accoltellamento. E non c'è alcuna emergenza del fatto che Raffaella Castagna fosse anche semplicemente solo custode del denaro proveniente dello spaccio, come ha dichiarato invece Abdi Kais. È un testimone che non dice niente, insomma, Abdi Kais. Però qui torniamo al punto base. Sempre di partenza, prima di poter dire, se non l'ascoltiamo non possiamo fare, non avrebbe voluto fare la Corte d'Appello diciamo una valutazione di merito delle sue dichiarazioni, visto che non l'ha ascoltato.
e quindi avrebbe dovuto prima escutere la prova nuova, perché questa è certamente una prova nuova, non è che dice che non lo sia, perché sono delle dichiarazioni sopraggiunte, quindi certamente stiamo parlando di una prova nuova anche per la Corte d'Appello. Che siano generiche l'avrebbe dovuto dire, oppure non riscontrate l'avrebbe dovuto dire dopo aver assunto la testimonianza. Peraltro noi diciamo che siano generiche o non riscontrate, Abdi Qais era residente in via Diaz e lo si è sempre saputo che la residenza, diciamo così, fosse fittizia, cioè nel senso che lui risultava residente lì. Abdi Qais dice però che anche questo, che lui non è che dormiva lì, anzi non si ricorda neppure di aver avuto la residenza là. Abdi Qais dice che frequentava quella casa, quindi stiamo parlando di un intraneo, e che non siano riscontrate queste cose, beh, onestamente ce ne vuole, perché Abdi Qais poi venne attenzionato e poi arrestato nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto Azzouz e i suoi fratelli. Azzouz che viveva in quella casa, i suoi fratelli che frequentavano, i fratelli di Azzouz che frequentavano quella casa. Quindi è stato anche condannato in via definitiva per i fatti che oggi racconta. Quindi insomma che non sia riscontrato, cioè quanto dire. Tra l'altro Abdi Qais dice di essere stato accoltellato per questioni di una faida con un gruppo rivale, per questioni afferenti allo spaccio. E di accoltellamenti noi siamo venuti a conoscenza, anche il fratello di Azzouz venne accoltellato, quindi non è l'unico Abdi Qais che parla del traffico, che parla degli accoltellamenti, che parla dei luoghi di imbosco della sostanza stupefacente, e che guardi, era addirittura un fatto notorio che una base di spaccio, una piazza di spaccio fosse piazza del Mercato d'Erba, cioè è un fatto notorio. Sì. Quindi addirittura la Corte dice solo a Merone, quando in realtà diciamo risulta dalle indagini della Guardia di Finanza che lo spaccio veniva effettuato anche in Erba, e lo dice tra l'altro anche Abdi Qais. Quindi che non sia stato riscontrato mi sembra un'affermazione alquanto azzardata, anche perché i 15 giorni di indagine, solo 15 giorni, delegati alla Guardia di Finanza, per loro furono alquanto fruttuosi, perché loro concludevano quei 15 giorni. Poi le indagini su quella pista vennero revocate, la delega dell'indagine, dicendo che la pista della vendetta trasversale, in base alle fonti confidenziali da loro interpellate, era estremamente plausibile. Quindi che non ci fosse il riscontro, a quanto oggi dice, quindi le dichiarazioni sono a tutti gli effetti una prova nuova, Abdi Qais, sinceramente non lo so da che cosa lo possa vincere la Corte d'Appello, visto che la Guardia di Finanza nella relazione che abbiamo depositato dice l'esatto contrario. E anche questo è stato sottratto a una verifica dibattimentale. In ogni caso si sarebbe dovuto verificare questo, e questo non è stato fatto. Allora, un altro punto importante. Altrimenti si può affermare tutto il contrario di tutto. Non è stato riscontrato. Non c'è la verifica. Io dico che la Guardia di Finanza in realtà l'ha riscontrato, che c'è un tizio che lo riscontra, ma magari dico stupidate. Cioè, in ogni caso bisogna verificarlo. No? Così come c'è un altro punto importante che voi avete sollevato e che viene affrontato in questi termini nella sentenza della Corte d'Appello di Brescia, che rigetta la revisione. Allora, a un certo punto, indubitabilmente in quella Corte, al momento della strage, immediatamente dopo, o comunque in concomitanza, compare un cittadino extracomunitario che presta il telefono al primo soccorritore, uno dei primi, Glauco Bartesaghi, e a sua moglie, i quali utilizzano questo telefono per chiamare i vigili del fuoco. Su chi sia questo soggetto voi avete speso delle considerazioni, adesso le chiedo poi di rifarle brevemente qui, però la Corte dice una cosa molto chiara: questo soggetto non può che essere il cittadino siriano che abitava di sotto, che aveva sentito i rumori insieme alla moglie e alla sua famiglia. Perché i due testimoni, cioè il signor Bartesaghi e la moglie Claudia, che prendono il telefono e chiamano i vigili del fuoco, sia nei verbali sia nelle informazioni che hanno dato agli inquirenti, sia nelle deposizioni, hanno sempre riferito che il telefono fu prestato dall'inquilino del piano di sotto, del piano terreno, che conoscevano di vista, diversamente dagli altri della sua famiglia. E il signor Abdul Karim, cioè quell'inquilino siriano che abitava sotto
l'appartamento della strage, ha confermato in dibattimento di essere stato lui a prestare il telefono alla signora Canali. Questo c'è scritto nella sentenza. Non è proprio così, perché è vero che poi dapprima disse il siriano di non aver dato il telefono e poi disse quel siriano lì, lo stesso siriano, che sì, gliel'aveva dato, non alla signora Canali, disse di averlo dato quando lo chiese a Bartezzaghi, il quale non conosceva in realtà chi abitava all'interno di quell'abitazione, cioè non conosceva il siriano. Signora siriano. Ma noi diciamo anche dell'altro, che ci sono delle discrasie notevoli, perché mentre Bartezzaghi dice di aver avvisato un signore che gli avrebbe detto di abitare dove abitava il siriano da solo, mentre il siriano abitava lì dentro con la sua famiglia, quindi con 2 figli e con la moglie, il siriano dirà di essere stato avvisato da altra gente, dall'esterno e non da Bartezzaghi, dell'incendio. Quindi c'è questa discrasia. E per quanto riguarda la Canali che cos'è che dice? Che in questo caso conosceva probabilmente di vista lei, sì, il siriano. Dice che sostanzialmente vicino al cancello, allorquando suo marito esce per la prima volta dalla palazzina, cioè probabilmente per chiedere gli estintori, per cercare gli estintori, che sostanzialmente vicino al cancello di ingresso e quindi di uscita c'era un extracomunitario, no? Il quale gli disse dammi il telefono e se ne andò. Quindi non disse che c'era il siriano che se ne andò, disse che c'era un extracomunitario che in modo brusco gli chiese il telefono, che suo marito le aveva passato, non che glielo diede il siriano, no? E evidentemente stiamo parlando della stessa persona che riprese il telefono e se ne andò ed è rimasto sconosciuto. Non se ne andò con la famiglia, come non se ne andò con la famiglia, perché solo successivamente rispetto a questa scena ci sono altri 2 testimoni che descrivono l'uscita del siriano insieme alla famiglia sostanzialmente dalla palazzina. Quindi noi abbiamo un soggetto che viene definito non il siriano dalla signora Canali, ma un extracomunitario che gli disse in modo brusco dammi il telefono, e non un soggetto da lei conosciuto come il vicino siriano. Ecco. Altro punto, avvocato, ci avviamo alla conclusione del nostro esame, diciamo, di questa sentenza. La sentenza afferma anche che le tracce ematiche, le tracce di sangue disconosciuti o non attribuite, o le impronte disconosciuti, come ci sono in effetti sulla scena della strage, non rilevano, non sono importanti. Sì. L'hai capito perché? Non sono importanti perché alcune potrebbero non sono state esaminate. Altre non sarebbero importanti. Io sinceramente non è che comprendo bene perché non lo siano. Perché a lume di naso mio, diciamo, il fatto che ci siano indubitabilmente persone che a oggi non hanno un nome, cioè sconosciute, sulla scena della strage, qualcosa forse dice. Beh, sì. Qualche dubbio me lo lascia. E se il principio è quello che i dubbi, diciamo, legittimano gli approfondimenti e impongono approfondimenti, mi sembra che qualche dubbio qui ci sia. Sì, diciamo, più che qualche dubbio. Si vogliono superare sostanzialmente determinate problematiche con delle banalità. Potrebbe essere, non è detto che non fossero state lasciate prima della strage, chissà. Ma queste sono delle considerazioni a sfondo congetturale che poi, diciamo, seguendo la logica, allora la logica seguita per non dare peso a delle prove favorevoli a Orin De Rosa, cioè che nessuna traccia di loro 2 sarebbe stata rinvenuta sulla scena del crimine, anzi non è stata rinvenuta nessuna traccia, e si dice ma l'acqua e il fuoco avranno cancellato le tracce. Ed allora come mai non hanno cancellato di tracce che a tutt'oggi restano di soggetti sconosciuti a queste benedette indagini? Quindi è chiaro che è una tematica che si sarebbe dovuta, a nostro giudizio, approfondire, senza sostenere, dire addirittura alcune che non è detto che sia sangue, no? Perché non sono state esaminate, non è detto che sia sangue, e vabbè, sarà altro. C'è stata una strage, ci sono 4 morti, c'è
il rosso color pomodoro eppure non è sangue, non è detto che lo sia. Avvocato, prima di salutarci, ancora un paio di punti. Allora, avviandosi alla conclusione, la sentenza dice: allora, fatte tutte queste considerazioni delle quali abbiamo parlato, qua rimane solo la difesa, insomma, alla fine vuol dimostrare che c'è stato un complotto ai danni di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Il complotto avrebbe condotto gli inquirenti a costruire a tavolino la traccia ematica rinvenuta sull'auto di Olindo, a insufflare in modo surrettizio Mario Frigerio, occultando di averlo sentito e cancellando le intercettazioni e falsificando i verbali dei colloqui registrati, per poi costringere Olindo e Rosa a confessare, anche in questo caso sopprimendo conversazioni oggetto di intercettazione che avrebbero potuto dimostrarne l'innocenza. Insomma, voi avete puntato su un complotto, secondo i giudici. Noi abbiamo puntato, diciamo, su quelle che sono delle prove nuove, nell'ambito delle quali prove nuove, sono le stesse, alcuni di questi elementi nuovi, provano che vi sono state, diciamo, quelle che noi abbiamo definito delle anomalie, che non è che noi abbiamo parlato di complotti, noi abbiamo parlato di fatti anomali, che è cosa ben diversa rispetto al complotto. Quindi se le prove nuove attestano che è impossibile, per esempio, almeno in base a quelle che sono le evidenze scientifiche che hanno indicato i nostri consulenti, attestano che sul battitacco della macchina di Olindo, d'altronde la fotografia diciamo non cattura il sangue, non è possibile che ci fosse il sangue di una delle vittime, e questo è un problema, no? Sarebbe un problema. Quindi questo potrebbe essere dovuto a un errore umano o altro ancora. Quindi non è che parliamo, naturalmente non sono un pubblico ministero, non fabbrichiamo reati, noi diciamo esponiamo dei fatti. Quindi è chiaro che se c'è un fatto che non è spiegato e che merita una spiegazione, quel fatto deve essere approfondito. Quindi noi allo Stato possiamo dire, se non c'è la traccia ematica, è chiaro che c'è un errore umano, ci potrebbe essere quantomeno però ci potrebbe essere dell'altro. Poi noi partiamo oltretutto da certe evidenze, per esempio abbiamo considerato un fatto anomalo quel verbale del 20 dicembre. Se noi diciamo, guardate, ma almeno le prove nuove attestano che attesterebbero, perché visto che non è stato accertato mi limito a dire che attesterebbero che il nome di Olindo non venne fatto il 20 dicembre allorquando vi fu la visita del luogotenente Gallorini presso l'ospedale dove era degente Mario Frigerio, e quel colloquio venne registrato, e dall'analisi del colloquio che hanno fatto gli esperti non emerge che Frigerio dica al luogotenente Gallorini che il suo aggressore poteva essere l'Olindo. Allora ci chiediamo il motivo per il quale a un certo punto non si comprende come, quando e perché vi compare una relazione firmata dal solo luogotenente Gallorini dove c'è scritto che Frigerio gli disse che il suo aggressore poteva essere Olindo. Ma se non l'ha detto, cioè questo noi rileviamo diciamo una discrasia. E la sentenza continua a ribadire invece che così avvenne. Beh, così avvenne, però la sentenza diciamo anche lì è apodittica e in ogni caso non avrebbe potuto dire ciò che prima di un accertamento non può essere detto. Cioè da prima bisogna accertare se è così o non è così e poi si può disquisire. Quindi è la distinzione tra vaglio preliminare e vero e proprio vaglio di merito, quindi che si fa assumendo la prova in contraddittorio. Ecco, avvocato Schembri, ci salutiamo, ma due cose. La prima, qua mi pare che i fatti continuino a essere ostinatamente esclusi dall'accertamento in una sede processuale, perché voi non chiedete cose strane, chiedete che un processo, cioè con tutte le garanzie e con tutte le forme di legge del processo, appuri determinati fatti. Li discuta, li approfondisca, li rigetti, li valuti, no?
Non chiedete cose incredibili, chiedete che sia fatto un processo su fatti che si sono accumulati, che avete accumulato pazientemente e scoperto nel corso degli anni. I fatti qua invece vengono tenuti fuori dall'aula di giustizia, questo è il punto. Sì. Dall'altra parte le chiedo su che cosa si incentrerà il ricorso in Cassazione alla luce di quello che abbiamo detto finora. Quale sarà l'elemento cardine del ricorso in Cassazione avverso questa sentenza, che dice no alla revisione? Diciamo, sarà un ricorso di legittimità. Ovviamente si concentrerà sui vizi della motivazione, quindi l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova, quindi il travisamento dell'elemento di prova da un lato, ma il primo aspetto cardine è proprio quello che abbiamo detto all'inizio, cioè è stato utilizzato un parametro di valutazione, una regola di giudizio che può essere utilizzata solo e soltanto dopo avere assunto le prove in contraddittorio. Si è fatta confusione tra le regole di giudizio che governano la fase preliminare sull'ammissibilità con le regole di giudizio che governano invece la fase successiva, che è regola di giudizio che deve essere applicata dopo l'accertamento e quindi dopo l'assunzione della prova. Quindi su questo soprattutto si incentrerà, naturalmente dicevo, il travisamento della prova. Ovviamente dovremo rilevare che quando si dice che non c'era intossicazione di monossido di carbonio, diciamo evidentemente gli elementi sono stati travisati. Quando si dice che sostanzialmente non c'era l'amnesia anterograda, questa affermazione apodittica, l'elemento di prova è stato assolutamente travisato, si dice cosa che non è. Quando si valutano nel merito determinate dichiarazioni, noi assumeremo, prima la assumi e poi la valuti, insomma. Quindi, come diceva lei, è chiaro che noi abbiamo chiesto sempre un accertamento, abbiamo sempre, diciamo, auspicato che i dubbi che indubbiamente ci sono, altrimenti non saremmo qui a parlare dopo 18 anni, al di là che si dice colpevolisti, innocentisti, non è questo. Se non c'è materia del contendere, se non ci sono problematiche, una storia non sta in piedi per 18 anni. Ecco, al di là delle spinte che possono essere colpevoliste piuttosto che innocentiste, a riproporre un caso diciamo a vita solo e soltanto se ci sono ancora delle perplessità, chiamiamole perplessità, per me sono ben altro, dei dubbi che devono essere non soppressi ma sciolti. Ecco, a tutt'oggi questo non si è fatto. Io mi auguro e auspico la prima considerazione che venga a galla, la prima considerazione da un punto di vista del diritto che diciamo ho avuto modo di fare leggendo questa sentenza. Mi sono messo nei panni di una persona, magari un avvocato, quindi di un tecnico, diciamo così, che legge questa sentenza. Ecco, giunto alla fine, non avessi partecipato, diciamo, come difensore al dibattimento che loro scrivono di aver fatto, giunto alla fine avrei dato per certo, ecco, posso dire che tutte le persone citate, i testimoni, i consulenti, le consulenze e quant'altro, hanno detto, hanno sentito tutto, hanno fatto un dibattimento vero e proprio e sono giunti a queste conclusioni. Però noi sappiamo che così non è stato. Allora posso soltanto dire che all'esterno si è data l'impressione, perché molti ritengono che un dibattimento a tutti gli effetti ci sia stato, ma un dibattimento con quello che prevede il dibattimento stesso, cioè la regola fondamentale, quello che viene fatto all'interno del dibattimento, quindi raccogliere le prove, assumere le prove in contraddittorio la prova, questo non c'è stato. Che si faccia un processo. Noi quindi auspichiamo che finalmente venga fatto il processo di revisione. Certo. Non si dica abbiamo fatto un processo così non c'è stato. Facciamo il processo, ma in base alle regole che vigenti e quindi in contraddittorio sulla prova, assunzione della prova e poi la valutazione da parte del giudice. Ecco, questo non è stato fatto. Grazie all'avvocato Fabio Schembri. Grazie a lei. Avete ascoltato Auto da Fè.